Il Napoli vicino all'ingaggio di Saint-Maximin. Ma è davvero l'opzione migliore? Mentre la partenza di Kvaratskhelia è già segnata. Mann e De Laurentiis stanno ancora lavorando per assicurarsi un sostituto adeguato. Prima di rivelare le statistiche e i confronti con Gonge, assicuratevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per non perdervi nulla. Il mercato del Napoli continua ad essere movimentato e il nome del momento è quello di Allan Saint-Maximin. L'attaccante francese, attualmente in forza al Fenerbahce ma di proprietà dell'Al Ahly in Arabia Saudita, è molto vicino a raggiungere la squadra di Antonio Conte. Con un passato in Premier League, il 27enne ha caratteristiche interessanti in attacco, come velocità, dribbling ed esplosività. Ma è il nome giusto per sostituire Kvara? Saint-Maximin non è mai stato un grande marcatore, con una media di 0,15 gol ogni 90 minuti. In questa stagione ha segnato 3 gol e fornito 2 assist in 16 partite di campionato. Ma il problema non sono solo i suoi numeri offensivi, la grande preoccupazione è il suo curriculum di infortuni. Con 46 problemi fisici in tutta la sua carriera. Un fattore che potrebbe mettere a rischio la sua regolarità ai massimi livelli. Molti tifosi si chiedono, il Napoli ha davvero bisogno di Saint-Maximin se ha Gian Gonge? Il belga, che conosce già bene la Serie A ed è stato cercato da club come la Lazio, potrebbe essere un'opzione più affidabile. Conte ha addirittura smentito la cessione di Ngonge, dimostrando di avere fiducia nel giocatore. La domanda che ci si pone è, il Napoli sta acquistando un sostituto serio o solo una riserva per la squadra? Il francese, nonostante il suo innegabile talento, viene da esperienze in campionati minori e potrebbe non avere l'impatto immediato che Conte desidera. E voi, tifosi? Pensate che Saint-Maximin possa essere un buon acquisto o il Napoli dovrebbe insistere su un'altra opzione? Lasciate la vostra opinione nei commenti e restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.